Ne sfà tutto! L'era meglio se ti ordinava in spris? Anche nel spris che è il giasso. Hai ragione, Dino. Pensa che gli ho anche dato €1 per questo pezzo di ghiaccio. Neuro? Te si matta. Te butta un euro nelle stroppe. 1936 e 27 delle vecchie lire. Pare in tocco de giasso. E dopo parla della crisi. Lodovico? Diglielo ti. Ma come se fa? Gian sprisse il costa caro. Ma un strafanto che te il fai con duschei di acqua colorata. Come fa a costar così tanto? Non te paghi mia solo che il giasso. De €1, 20 centesimi se IVA. Il resto se affitto della bottega che te vende il ghiacciolo, bollette tipo elettricità per farnare il frigo, e trasporti con benzina per portarti sto tocco di giasso al bar. Se che va bene all'oste che te vende il ghiacciolo, che rimane scarsella a 10 centesimi. Ma allora dime, se l'è normale che in ghiacciolo il costa €1, perché con sti duschei che mon scarsela non si crompa più niente? Perché i costi di produzione e dei servizi sono massa alti rispetto ai skate che te fai. Avere un'attività dentro il contenitore Italia ti costa in media un 20-30% di più che nel resto d'Europa. E loro i prodotti i costa mentre i stipendi noi sono più alti della media europea. Anzi, Ma aspetta però, che è qualcosa che non mi torna. Den euro, 90 centesimi noi va al commerciante, ma i gadanar a qualche duni. Ed è sicuro non va mica in scarsella mia. Se i stipendi è sempre qui e il costo della vita è sempre più alto, che è qualche duno che le drio ciavarne. Cielo Lodovico, dimelo, che sei il catto che do tante de che le pacche sulle recce. te che da guardare dove che va tutti sti skate che viene tolti dal sistema produttivo. IVA, tasse, bolli, imposte. Si rimane lo Stato per finanziare servizi pubblici che dovrebbe sbassarti il costo della vita. Ma se sti skate non ti torna in drio perché viene spesi male o è da mantenere altri, allora ti capisci che non ti puoi mica tirare avanti. È lo colpa del signor Agio. L'ho sentito parlare su internet. Sì, occhio che ti senti sul web, perché c'è tanti ciarlatani in volta. Il signor Agio è il che fa con la moneta in circolazione. Fa conto che i skate che te in scarsela è de fatto un debito che il Stato il con te. È una obbligazione tanto quanto un bot, solo che viene dopparato per scambi commerciali, per comprare roba. Però il bot te paga interessi, la carta moneta invece no. Ecco, sti interessi che noi te paga è il signoraggio. Segue l'IVA di una tassa, ma fa conto che è solo un 2-3% di quel che te è in scarsea. Il signoraggio non è mica il 100% di che è in volta. Ecco per questo è già il minimo dei nostri problemi. Se l'è il minimo, se è lo il grosso. È la sta maledetta crisi mondiale che mette in ginocchio tutti. Ma neanche tanto. La crisi globale in altre economie la si è già passata, ma l'Italia era in crisi anche prima. Era l'unico Stato europeo in recessione anche nel 2008. Così un declino strutturale che va avanti da una decina d'anni. Penso che dopo il sorpasso della Spagna, da sto anno anche la Grecia ha un reddito medio più alto dell'Italia. E da st'anno che viene siamo in media più poveretti anche dei sloveni. Ecco, tutti cresce in Europa, a parte chi che sta dentro il contenitore Italia. Che miserie. Beh, che tanti tedeschi sul lago. Al manco ne resterà il turismo. Forse però ne resterà sol che quel. Grosso modo sì. Il turismo è una costante, ma non basta mia. Adesso la competizione è globale e il contenitore Italia pian pianello deve soffocare le nostre attività perché è massa inefficiente. E manca investimenti su innovazione, ricerca e creare lavoro di qualità su nuove frontiere tipo software, medicina e servizi high tech. Mi de high tech, gosto bicerchi? Ai! High tech, no tech high. Ma dime, Lodo, ci nocatta lavoro in Italia? E è tanti in sto periodo? Cosa galo da far? Chi che non catta lavoro all'interno del contenitore Italia è il da spostarsi dove che c'è lavoro. Al parlovo de Colombo? Lei che tanti ga da portarsi drio famiglia non è vece? Oppure magari ga du risparmi
e spera di cavarsela con quei. Ecco lodo, quei che gaduschei, a differenza di me, sarai da far, dopo dell'investirli. Star lontani da obbligazioni del Stato italiano come che se fosse la fiebre da mascio. I tassi di interesse ne arranca su, ma non stai a farvi tentare, mi raccomando. Piuttosto comprai beni immobiliari, se che te ancora una banca che vi presta scape al mutuo. Se paradossale, perché si stoppa tutto per colpa dei investimenti immobiliari, ma adesso diventerà il posto più sicuro dove mettere skate e anche a buon marcato per via del crollo dei prezzi. Fen in sugo, Lodovico. Misso il presidente del consiglio, Veneto, e Tites il ministro dell'economia. Come fen a rilanciarla sta economia? Qual è la ricetta? Sbassare le tasse, cavare la burocrazia e riformare il labirinto giuridico perché non è possibile che dei processi dura decenni invece di mesi. Una giustizia efficiente è l'olio per lubrificare la macchina economica. Buona! Questa allora è la ricetta per rilanciare l'economia. E una ricetta per rilanciare le mescarsele? Vara, mi se fossi il Dino, taccaria a sponsorizzare prodotti. Tipo che birra bevito, Moretti, Pedavena, Sanssouci, Peroni, Frost. E averia da pagarti per far vedere che birra che te hai in mano. E che marca di patatine magnito. E via così. E più svergognà che te sia a far vedere i prodotti che te mangi, che te bevi, che te vesti, meglio se. Orco, ma mi non so svergognà. Mi so qui al bar che beo e magno per il gusto di mangiare beer, anche se a dir la verità, con sta crisi, tanti noi gai anche escape per portare l'amorosa al ristorante. Sto qui c'è un problema per st'altri. Il Dino non ha mica bisogno di portare femmine al ristorante. O no? Te puoi scommetterghe, Lodovico, te puoi scommetterghe. Oste, 2 birre! Dino! Anzi 3, una anche per la Caroline.